Una carriera durata in tutto 5 anni, quasi tutti con un successo esagerato, fatto di 3 album e una decina di singoli, che hanno fatto diventare i britannici Wham uno dei simboli stessi del pop degli anni '80, l'ultima stagione degli eccessi e dell'edonismo anche in musica. Composta da 2 soli elementi, la band ha visto di passaggio a Udine nei giorni scorsi proprio la metà superstite, quell'Andrew Ridgeley che ha diviso le hit e gli incassi con lo scomparso George Michael. Condannato dalla crudele storia della musica e dalla critica a un ruolo definito di rincalzo, a metà tra il quasi fondamentale Art Garfunkel di Simon & Garfunkel e il più decorativo Mauro Repetto degli 883, Andrew Ridgeley è stato in realtà voce, chitarra e ispiratore della band. Addirittura cruciale per il successo iniziale, come lo stesso George Michael aveva dichiarato più volte, oltre che responsabile di alcuni degli arrangiamenti. Persona riservata, lontanissima dallo showbiz per scelta, dopo gli anni '80 ha concesso soltanto una manciata di interviste. I casi della vita lo hanno portato a Udine, dove ha soggiornato la carovana di ex atleti, attori e celebrities che prende parte alla Dallaglio Cycle Slam, una corsa ciclistica a tappe che si svolge ogni 2 anni e che ha visto tra i partecipanti anche l'ex Wham. All'albergo udinese là di Moret ha raccontato cosa è successo dopo il lontanissimo 1986. In realtà sono qui in qualità di testimonial della Dallaglio Slam Race, una corsa ciclistica benefica organizzata dalla fondazione che fa capo a Lawrence Dallaglio, già capitano della squadra nazionale inglese di rugby. Lo scopo è raccogliere fondi per i bambini che sono esclusi dall'educazione e dall'inserimento nel mondo lavorativo, dargli un'altra possibilità per inserirli nella vita normale. Chi partecipa, come me, paga una quota per ogni tragitto, dalla Francia alla Croazia quest'anno, e tutti i proventi vanno alla fondazione. Si può anche contribuire direttamente sul sito. Prima di questa sosta, aveva mai sentito parlare della città di Udine? I've been fortunate enough to come to Italy many times. It is one of my favorite European countries. Sono stato diverse volte in Italia e mi piace ogni volta di più. Devo dire che la gente è davvero fantastica e amichevole, tranne quando è al volante. È una delle nazioni europee che preferisco in assoluto. Sicuramente qui c'è la mia cucina europea preferita. Siccome pratico molti sport, da una decina d'anni vengo a sciare in Selva Van Gardena. Lo scorso anno ho fatto una settimana di escursioni in bici sulle Dolomiti a Cortina. Per quanto riguarda Udine, certo che ne ho sentito parlare, soprattutto per la mostra sugli Wham di cui mi hanno informato, e anche per la sua squadra di calcio, l'Udinese, vero? Mi dicono sia legata al Watford, che è abbastanza vicino a dove sono nato. Proprio 2 anni fa a Udine, grazie al lavoro di un fan locale, Silvio Tosi, effettivamente è stata organizzata quella che è forse l'unica mostra al mondo dedicata esclusivamente agli Wham, esattamente 30 anni dopo lo scioglimento. Che effetto le ha fatto? Of course, yeah, and I understand Mr. Silvio Tozza was behind. È stato assolutamente un lavoro fantastico. Ho notato che c'è stata tanta ricerca sul materiale originale, c'è la presenza di molti oggetti, memorabilia, insomma un po' tutto quello che è stato legato a quell'esperienza. Decisamente, se devo fare un commento, posso soltanto dire che è stata una mostra meravigliosa. Dal 1981 al 1986 i fans di tutto il mondo sanno tutto quello che è successo agli Wham e anche alla carriera successiva di George Michael. Della vita di Andrew Ridgeley dopo la band si sa invece molto poco. Come mai? Well, after we took the decision to retire the band, quando abbiamo deciso di sciogliere il gruppo ho fatto tante cose diverse. Per iniziare ho passato un po' di tempo a Monte Carlo con una modella americana che frequentavo all'epoca. Abbiamo girato il mondo, siamo stati 1 anno o 2 negli Stati Uniti. Poi nel 1990 ho ucciso anche un album che ha avuto un discreto successo. In realtà in tutti questi anni sono stato relativamente tranquillo e ho avuto la possibilità di seguire i miei interessi e i miei hobby, oltre a tematiche importanti come l'ambiente. So the immediate period after Wham was relatively. Ad essere onesti, una vita relativamente privilegiata. My hobbies and my interests. Travel is one of them. And so I've lived a relatively privileged lifestyle. Le circostanze sulla morte di George Michael non sono state ancora completamente chiarite.
Voi eravate amici sin dai tempi della scuola, siete rimasti poi in contatto e soprattutto che idea si è fatto di tutto quello che è successo? George and I were firm friends from the day we met, really. Sì, io e George siamo stati grandi amici dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti e questo rapporto è continuato anche dopo la decisione di sciogliere la band. Quando la sua carriera solista lo portava in tour in giro per il mondo, ovviamente avevamo poche occasioni per vederci di persona, anche perché io avevo scelto uno stile di vita completamente diverso dal suo. Touring, obviously we saw less of each other. My circumstances, or rather the lifestyle that I had chosen. Capitava però che ci incontrassimo a cena il venerdì sera con amici comuni, per momenti domestici, amichevoli. Gli anni precedenti alla sua morte sono stati comunque molto difficili per lui. Dopo aver preso la polmonite durante il Sinfonica Tour nel 2011-2012 ed essere finito addirittura in coma, non si era mai ripreso completamente, anche se forse sono stati rari i momenti in cui è stato veramente bene. Had never really been in the best of health post the coma. That he fell into after. Ha dovuto combattere contro diversi problemi di salute, in particolare dopo il 2013, quando poi c'è stato quello strano incidente in cui George è caduto da un'automobile in corsa sull'autostrada. L'ultima volta che l'ho visto era proprio la fine del 2013, ma da quello che ho potuto vedere e sapere, credo che non si fosse mai ripreso del tutto. Various health problems. So unfortunately we didn't see as much of each other post 2013 when he had the accident. Fell out the car on the motorway. He was very ill post that time, and I saw him in the immediate aftermath, and he was not a well man. It took him a long time to recover from that. Whether he ever recovered fully or not is open to question. Dopo la morte di George Michael, proprio il giorno di Natale del 2016, è stata messa la parola fine agli Wham. Ma ci sono stati mai dei momenti dopo il 1986 in cui siete stati davvero vicini a una reunion? Is the answer. We had made a firm decision that we would never. La risposta è una sola: no. Avevamo deciso che non avremmo mai provato a ricreare dopo tanti anni un'esperienza unica e impossibile da replicare. È stata un'espressione della nostra gioventù e di quella dell'intero paese, e forse l'ha anche definita. No, decisamente era impossibile dopo 20-30 anni tornare sul palco a cantare magari Wham Rap o Bad Boys. 20 years, 25 years later, that we could be upon stage. Abbiamo capito che non avrebbe mai potuto essere la stessa cosa, perché non sarebbe stata fedele ai principi e alle idee che avevamo a 20 anni. Non avrebbe funzionato perché non sarebbe stata un'espressione fedele di quello che eravamo un tempo. Per un paio di volte c'è stata la tentazione di provarci, come no, nel 90 lo abbiamo fatto in Brasile, a Rio de Janeiro, per Rock in Rio. Poi c'è stata Wembley, dove abbiamo fatto un paio di pezzi insieme sul palco. It wouldn't be a truthful, honest expression of the people we were at 40, 45, so it just wouldn't work. So whilst there were temptations, and I appeared with George once or twice after we retired the band, I performed with him at. La verità è che non abbiamo mai veramente riformato la band e George non si è mai sognato di chiedermelo direttamente. And I appeared, I think, one of his shows at Wembley prior to that. So we appeared together, but we never performed together as Wham. Da superstar multimilionaria, invidiata anche da quelle generazioni che non conosceranno mai il successo dei decenni passati, sente di aver realizzato tutti i sogni o le manca ancora qualcosa? Well, I think it might be fairly dull if there were nothing to look forward to. Beh, sarebbe decisamente noioso non avere più nulla da raggiungere. Ho molte ambizioni, piccoli obiettivi e risultati da raggiungere, ma non cose di grandi dimensioni, soltanto piccole. Mi piace studiare, imparare cose nuove, magari potrei pure prendere una laurea, perché no? Studiare mi affascina, così come viaggiare. Ambition to attain a particular goal, lots of small ones. Like are so private or? No, not so private, no.
No, I quite like to E poi mi piace scrivere. Credo di avere un talento particolare e scrivo ogni giorno qualcosa per il mio piacere. Piccole cose, Not sure insomma. quite what kind of degree, but learning fascinates me. So I think that would be an interesting something to do. So travel excites me. I like writing. I don't know whether there's a particular talent for that, but I write for my own pleasure sometimes, bit of verse. So little things like that, small achievements. Oggi la musica è dappertutto. Che cosa le piace di quello che viene proposto? Well, I listen to very little contemporary music. La verità è che ascolto molto poco la musica contemporanea. Il pop non ha nessuna importanza per una persona come me di 55 anni, per cui si è ovviamente più interessati alla musica della propria giovinezza di quelli che sono stati gli anni formativi. Attualmente ascolto molta musica classica e jazz. Su internet, per esempio, ci sono ottime web radio che trasmettono grande jazz. No, I listen to classical music, a lot more classical, and some jazz. Found a very good station on the internet, WBAA, good jazz station. So, Ripeto, la yeah, musica so di my oggi taste- è l'espressione di giovani 18-20 come eravamo noi 30 anni fa, e proprio per questo non mi attira, non può avere alcuna importanza per la mia vita concerns oggi. of young 18-year-olds and 16-year-olds don't really strike a chord with me. They have little relevance really to me and my life. So it has no real draw for me. Come si spiega 30 anni dopo il successo ancora incredibile di una band come gli Wham? Well, I think the enduring appeal of Wham's music lies in its in the expression of energy and exuberance and the joyfulness of youth. Really, I think that's La chiave di quel successo stava nell'espressione dell'energia, dell'esuberanza e della gioia che sono proprie della giovinezza. È stato quello a durare nel tempo. Quando la musica è un'espressione giovanile, allora cattura l'immaginazione. But I think it's the music and that the expression, as I said, of youthfulness that captures people's imagination. I think it's there's an excitement there and there's a freedom. Noi l'abbiamo fatto anche con i nostri videoclip e ci siamo divertiti davvero tanto. Proprio di recente, durante la corsa ciclistica, ho avuto occasione di parlare in Francia con una signora che ci seguiva da ragazza e che ora ha una figlia diventata lei stessa una fan degli Wham. Ecco, questo mi sorprende un po', anche se in fondo io stesso andavo a guardarmi la collezione di dischi dei miei genitori, i Beatles, i Rolling Stones. Young kids. I was speaking with a lady in Verbier. She's a journalist, and her daughter. Verbier? Verbier, okay, in France. Yeah, in Switzerland, I think. Yeah, and her young daughter has become a big fan, and it's surprising. For me, one doesn't expect someone born 30 years after the event. But when I was growing up, I listened to my mother's record collection: Elvis Presley, the Beatles, the Rolling Stones. So it's not wholly surprising. I want to be remembered. And there is a special song connected to you it's my song, it's the song of my life. Comunque è vero, la musica che dura nel tempo, anche decenni dopo, è decisamente il tributo più concreto a quello che ho fatto. Non ho una canzone preferita, una con cui vorrei essere ricordato, ma se mi chiedete di citare un pezzo degli Wham, allora dico I'm Your Man, che conteneva tutti gli elementi tipici della nostra musica. Mi pare funzioni ancora, no? In any particular way, but I think the music stands as a kind of tribute. You know, the Wham itself will last, and that will stand to a degree as testament. As to a particular song, I have a favourite. I don't know whether I would say it's a song that I would wish necessarily to be remembered by. It has no particular importance in that sense, but it's a great track.
and it's I'm Your Man. I think that is of Your Man. yeah. I think of the tracks that we recorded. That one contains all the elements that we tried to imbue our music with, and it has real electricity to it. I think it's